Un riconoscente impegno per quanto il personale sanitario ha fatto per tutti noi, con spirito di servizio, umanità e amore. Sono le parole con le quali il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, a inizio aprile aveva dato avvio all'iniziativa A Braccia Aperte, promossa dal Comune, dal Parco Turistico e Asso Camping e sostenuta dalle strutture ricettive del territorio, al fine di accogliere gratuitamente per una settimana gli operatori sanitari e le loro famiglie. A quasi un mese di distanza, l'iniziativa si è dimostrata un grande successo, andando a coprire le oltre 1000 settimane di vacanza messe a disposizione dal territorio. Sta andando molto bene. Questo ci rende molto felici, molto contenti, perché vuole essere proprio un'azione di cuore nei confronti di tantissime persone, gli addetti e tutto il personale sanitario che ha dato tanto della sua vita, tanto del suo tempo, tanto delle sue energie a chi di noi ne ha avuto tanto bisogno. Il parco turistico, che è stato delegato nell'organizzazione logistica di questa iniziativa, sulle diverse strutture ricettive sta distribuendo appunto le diverse settimane in modo di avere una distribuzione di tutte le famiglie su tutto il territorio. Devo dire che c'è stato un riscontro talmente bello e positivo, e la contentezza di queste famiglie di poter dire siete stati anche voi, riferendosi a noi, carini nell'invitarci per passare una settimana con le nostre famiglie, è una cosa che ci ha riempito il cuore, dicono loro. Non c'è confronto tra, diciamo, il loro sbilancio è enorme, ma noi siamo talmente felici proprio perché ci siamo resi conto che tutte queste persone hanno un cuore infinito. L'unica incognita ora a pesare su tutto il settore del turismo, non solo a Cavallino Treporti, è l'attesa di direttive e date precise sull'apertura delle strutture, camping e spiagge comprese. Noi pensiamo che entro il 20 di giugno tutto Cavallino Treporti potrà ricominciare la sua stagione estiva. E in attesa di ciò, proprio in questi giorni, è arrivata anche una buona notizia per il territorio. Cavallino Treporti, infatti, che vanta la seconda spiaggia d'Italia per numero di presenze, per il 14° anno consecutivo è stato insignito della bandiera blu, il prestigioso riconoscimento internazionale che certifica nei comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l'attenzione e la cura per l'ambiente. 14 anni è un lungo periodo, è un percorso importante che ci ha fatto veramente verificare quello che noi pensavamo all'epoca, la prima volta quando l'abbiamo richiesta alla fine del 2005. Pensavamo di avere un territorio che aveva servizi d'eccellenza, una qualità delle acque di balneazione ottimi e in più i servizi sulla spiaggia altrettanto adeguati. A distanza di 14 anni veramente è stata la conferma che margini di miglioramento ci sono, ma siamo assolutamente a un buon punto. Quest'anno poi è una sfida ancora più importante, la sfida del virus, coronavirus, che ci ha messo a dura prova con l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, ma c'è anche, rispetto alla bandiera blu, un impegno maggiore, una sfida importante per essere adeguati anche per questo aspetto.